Dottore, lei ne mi rimprovera sempre perché sprecava l'acqua. Ma ho capito io, ma anche se la sprecava sta acqua, non è che sistemasse i problemi del mondo. Sistemerei. Pare che stava facendo tutto io. Facendo, Duilio, ma i vari verbi se coniuga e tu hai divorziato. Ah beh, insomma, non è solo colpa mia. No, certo che no, signor Duilio, per carità. Lo sai, lei lo sa che siamo 8 miliardi di persone su questa terra? Senti, 8 miliardi 8 siamo. miliardi. Certo, ma se ognuno di noi mette del proprio con un piccolo gesto consapevole, sa quanti litri d'acqua potremo risparmiare? Lei sa il valore di ogni gesto consapevole? Fa finta di aver capito la frase, Duilio, dai. Ma lei sa quanta acqua consuma Ine quando si fa la doccia? Incredibile! Hai capito una frase giusta dentro un discorso. Incredibile, bravo. Mi dica. No, la signora Ine qua si fa la doccia e ci mette ore perché vuole farla bollente. Raga, avere il bagno pieno di fumo e se no non entra neanche in doccia. E ora mi tocca mettere il fendinebbia sospecchio, il tergicristallo sul box doccia. Esagerato. Questa è la Ine, spreca acqua finché non viene fuori calda. Certo. D'altronde siamo in 8 miliardi di persone, per cui anche lei fa parte di quegli 8 miliardi. 8 miliardi siamo, Per carità, però faccio anche tante altre cose per non sprecare l'acqua. Per esempio, se devo cucinare cose al vapore, non spreco l'acqua. Impiro tutte le verdure, il pesce su un scartozzo, lo butto in lavatrice quando lavo a 60 gradi, così lavo e cucino contemporaneamente. E com'è andata? Come va? Ma come vuoi cavallo, dottore Gomaiana orata mi ha toccato condirla con olio, limone e morbidente, non so. Esagerato. No, però vede anche lei, signora Ines, bastano anche delle piccole cose, non certo cose così creative. Siamo 8 miliardi? Siamo Sì, 8 ma cosa miliardi. c'entra degli 8 miliardi? Intendo che quando lei ad esempio si fa la doccia, Sì. finché l'acqua non diventa calda, la raccolga l'acqua che scorre in un secchio per poi dare da bere all'orto. Certo. Abitiamo in appartamento, non abbiamo mica l'orto né altri. Sei un esempio, È un Duilio. esempio, signor un Duilio, esempio. è un esempio, come dire, non è importante l'utilizzo, è importante il pensiero che ci Siamo sta 8 dietro. miliardi. Siamo 8 Questo miliardi. l'abbiamo capito, siamo in 8 Siamo miliardi. 8 Quello che io le dico è che ad esempio sta piovendo, raccolga l'acqua piovana dentro all'innaffiatoio per poi dare da bere alle piante. Ma se piove per cosa vuoi da dargli a bere? No, in quel momento là, Duilio, finché piove, non ho dovuto dare da bere finché piove alle piante. Ti aspetterei che venga il sole, che si asciughi, che abbiano semi di nuovo, dopo te che dell'acqua che avevi precedentemente rancurato nell'annaffiatoio. No, finché piove te che dell'acqua, ma quanto è sido di semenio? Siamo 8 miliardi. Appunto, siamo 8 miliardi, io vuoi catammi il piebete di tutti. Sì. Sì.